E che fai? Come fa rimedio a quelli qua? Ci passa? Sì. Ce lo fa. Ce la fa di questo qui. Riprendiamo la linea dopo un breve problema tecnico. Secondo uomo su una chiamata del batti e corri, su un arrivo in prima da parte di Amedeo Fuocchi è stato colto rubando e pertanto primo out e K per Zappone, secondo out. Nel box Marco Baccelli. Ah sì. Entra subito con uno strike su Marco Baccelli, secondo lancio ball, 1-1. Due ball e uno strike. Secondo strike, 2-2 il conto su Baccelli. Lancio pazzo, conto pieno. Baseball, prima baseball concesso dal forte partente Martinez su Marco Baccelli. Nel box Davide Bonemei con 2 out e corridore in prima base. Primo lancio esterno, ball. Secondo swing. L'arbitro chiama strike, una palla sulla parte, diciamo, esterna dell'area.
Un ball, due strike su Boremei. Secondo K per Boremei, e si chiude il quarto attacco per Rimini senza nulla di fatto. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Parte bassa del quarto inning con Sciacca che viene eliminato, ho visto la giocata, F4. Dunque presa al volo del seconda base. Nel box adesso Albert Valenzuela, il quinto del line-up. Match winner della prima gara, primo lancio di Cariglio sul filo esterno non premiato dall'arbitro, dunque un ball, strike sulla parte bassa dell'area 1-1. Secondo strike in foul verso il dugout della Mediolano New Rimini, la palla. Un ball, due strike. Seconda eliminazione al piatto. Su palla poi non raccolta dal catcher, nell'assistenza in prima completa l'eliminazione, ma il battitore comunque aveva mancato con lo swing la palla. Nel box prima eliminazione, la seconda eliminazione non aggiornata sul tabellone. Nel box George Bencomo, primo ball su Bencomo. Secondo ball, palla lasciata da Bencomo. Buono.
Foul. Due ball, uno strike e due out. Valida tra il primo e il secondo base. No. Nel box Alessandro D'Angelo, seconda base. Così si fanno. Lancio pazzo, avanzamento in seconda del corridore del Metalco Dragons di Castelfranco Veneto. Box Alessandro D'Angelo con il numero 2. Questo girare. Dai, cazzo. Secondo lancio ball, in quanto il tentativo di girata non è stata segnalata né dall'arbitro di casa base né dall'arbitro di prima. Primo strike. Fortunatamente questa volta gli arbitri non possono sbagliare. Dio buoni. Gli arrivano momenti nei denti all'arbitro, guarda, girato. Secondo strike consecutivo. Due ball, due strike e due out. E bella K con un cambio di velocità, sorprende il settimo battitore Alessandro D'Angelo e termina il quarto attacco sempre con il punto di vantaggio a favore 1-0 della Metalco Dragons di Castelfranco Veneto. Ricordiamo, un punto è entrato su un errore difensivo da parte della Mediolanum New Rimini. Andiamo in pubblicità. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini,
Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra all'amore per la vita. Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover. Super Dry, con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza. La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina. Smart, ufficio stampa e comunicazione. Dominate, abbigliamento per baseball e softball. Il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale. Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18. Teammate, articoli per baseball e softball. Macron, abbigliamento. Parte alta del primo inning, del quinto inning, lascia sfilare il primo ball Riccardo Bertagnon. Foul dietro il ricevitore. Lancio ball, secondo ball. Lancio che scende sul piatto improvvisamente. Due ball e uno strike il conto. Gira Bertagnon, una palla probabilmente alta. 2-2. Questa deve girare. No, ma era asta pure, io non la giro quella. Strike. Eliminato nel box Alberto Canini. Gira la prima palla, uno swing senza impattare la palla. Sempre swing a vuoto, ma in svantaggio, 2 strike, 0 ball. Alza un foul e dietro la tribuna, conto invariato, 2 strike. Colpito, un colpito che fa sicuramente male, una palla veloce che lo colpisce sulla schiena senza fare una piega, corre subito in prima base, un out, un uomo in prima e nel box Andrea Gabrielli. Benvenuto, non l'ha chiamato, colpito così. Palla bassa, primo ball, lasciato sfilare. Tanto sono piccini, Auspicio! Secondo swing, secondo lancio, 1-1. ¡Vamos que es tuyo! infatti io mi chiedo.
continuità del gioco su un pitch out che questa volta non riesce alla squadra in difesa della Metalco. 2 ball e 1 strike su Andrea Gabrielli. Prendere alto, alzare, portare la palla alla macchina Facciamo con le pressioni! e anche tirare sopra bene, basso, con il basso. Se tiro dritto non ce l'ho mai. Due ball e 1 strike. Prende tempo Andrea Gabrielli, uomo in posizione punto, un out, importante di nuovo in base, rifà la valida per costruire il punto. Lancio pazzo, avanzamento in terza. Ciao, cos'è? Ciao! Probabilmente il primo errore per Orsk, fortuna che il prima base è venuto a coprire, altrimenti poteva su un errore banale poteva ricostar caro. Allora, un out, 3 ball, 1 strike, corridore in terza, prima visita del manager della Metalco Dragons di Castelfranco Veneto. Questa è una di quelle occasioni che la New Rimini non può lasciarsi sfuggire per poter impattare il punteggio. Visita terminata, un out, 3 ball e 1 strike nel box Andrea Gabrielli e corridore in terza, ovvero Alberto Canini, batte in foul un lancio velenoso, conto pieno su Andrea Gabrielli. Di nuovo difende il piatto, difende una palla velenosa, palla curva, non fa decidere l'arbitro Andrea Gabrielli. Bene. Conteggio sempre 3-2, 3 ball e 2 strike. Gira una palla esterna per la seconda eliminazione. Nel box Thomas Cifarino. Due out, sempre Alberto Canini, terza, entra con una veloce, una fast sull'area dello strike. Una curva sorprende Cifalino. Qualità del lanciatore. Buona qualità del lanciatore, alterna, mischia bene i lanci, dobbiamo dire. E di nuovo K Cifalino.
termina un quinto attacco senza nulla di fatto. E noi andiamo. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erbavita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Parte bassa del quinto inning e nel box di battuta il numero 8 del line-up, Daniele Tonolo. Lascia sfilare il primo ball, uno strike, 1-1 dunque il conteggio. Altro strike, una bella curva che scende improvvisamente e sorprende il battitore. Un ball e 2 strike. Due a 2 il conto. Scende troppo velocemente la seconda curva consecutiva. Battuta verso il seconda base. Valida per Daniele Tonolo. Nel box Samuel Della Fiore. Tentativo di bunt. Chiamato ball. La mazza l'ha lasciata, anche io ho visto la mazza lasciata, perché lui si è ritirato con la mazza giù, Non l'ha cercata, non può lasciare neanche. Strike, un ball e uno strike su un altro tentativo di bunt da parte del Samuel Della Fiore, ultimo nuovo uomo del line-up, esterno destro, autore di una valida di questa partita.
Palla considerata ball, una palla che scende per l'arbitro non a sufficienza nell'area dello strike, 2 ball e uno strike. Battitore molto ostico Samuel Bellafiore, tanto bunt, secondo out, no, primo out, scusatemi, e corridore in terza base. Questa è l'assistenza 6 5-4. Perché è andato il secondo base a coprire la prima base. Parte per la terza volta il lead off con un strike. Out in prima, secondo out, secondo out in out a case e evita il punto, preso tra l'altro speriamo sul casco perché è stato preso all'altezza della testa. Scelta difesa. E nel box l'interbase Gianluca Moccia, 2 out, corridore in prima. Foul, uno strike. Tira! Out! Non ce l'abbia fatta fare l'out. Allora può arrivare in testa se non fa. Vedete una diciamo sospensione del gioco per un infortunio accorso al battitore. Non immaginiamo il motivo. Però sì, però non ha battuto, si è girata nel tentativo di battuta. Ma allora ripetiamo. Secondo ball sul forte interbase e nel frattempo corridore in terza.
Valida che fa entrare il secondo punto. 2-0. Terzo del line-up, Andrea Sanson nel box di battuta, gira il primo lancio, strike, corridore in prima, secondo strike in foul. Due strike e 2 out, 2 punti per la squadra locale. Oh, errore dell'Interbase. E vediamo visita da parte del pitching coach, allenatore dei lanciatori. Sull'ottimo partente Eric Carrillo, sicuramente in due casi la difesa non li ha aiutato. La prima occasione è stata nell'entrata del primo punto e adesso chiaramente nel tentativo di terza eliminazione sul quinto inning con 2 out, ossia che avrebbe chiuso la partita. Un errore di guanto dell'Interbase permette ancora la chiusura dell'inning, corridori in prima e seconda base. Pertanto primo swing vuoto del numero 85 Sciacca Giuseppe, battitore designato. Secondo strike girato. Questo era un bel lancio che per l'arbitro non viene considerato ball, potenziale strikeout, mentre vediamo che si sta allenando il rilievo Francesco Ridolfi. Singolo, doppio, una velenosissima che diventa un doppio. Sembrava più forte.
Che buono. Mi sembrava più foul, vero? La terza non sta perché era foul. È venuto a dire la prima. Guardala bene. Era foul. Non sai che è buona. Non riesco a vederla, ma se voi andate sulla cosa la vedete subito se è detto è buona. Se voi andate io non posso, Infatti ho chiesto chi la vede. no, ma io da qui non riesco ad andare indietro. Voi dallo strumento lo vedete. Fatto dentro fuori. Fatto dentro e poi è uscita. Ma io non l'ho visto onestamente da qui. Si riesce a vederla? Devi andare lì, poi cliccare sopra e mandarlo un pelo indietro. Sì. Sì. E poi vai leggermente indietro. No, vai leggermente indietro. Ah, non lo so. Un ball e uno strike. Sì. Perché adesso lo rendono Secondo strike. Lo metti orizzontale. No. Stiamo parlando di calcio. Strikeout, termina un pesantissimo quinto inning che allunga il risultato a favore dei locali del Castelfranco Veneto, 2 punti. Adesso aggiorneremo il punteggio. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport. Parte alta del sesto inning nel box, Yuri Cortesi lascia sfilare il primo strike, un ball e uno strike. Batte una palla in foul, un ball, 2 strike.
gira il terzo strike, uno swing a vuoto, prima eliminazione del sesto inning. Nel box Amedeo Focchi. Fondamentale muovere il gioco con il forte lanciatore Rafael Martinez. Gira subito il primo lancio in foul Amedeo Focchi. Lascia sfilare il secondo lancio, secondo strike su Amedeo, strike out. Secondo nel box prima gira subito Lino Zappone, gira subito il primo lancio e con un'assistenza a 6-3 avviene una veloce chiusura del sesto inning. Adesso bisogna tirare fuori l'orgoglio, non mettere la testa nel secchio, perché ancora bisogna lottare, ricordandoci per un posto in Serie A bisogna tirare fuori l'orgoglio e le ultime energie per cercare appunto di impattare la serie. Ancora vediamo in pedana Ariel Carrillo. Prendiamo la diretta nel box con un ball e uno strike. Giorgio Bencomo dovrebbe essere con il 33, alza una profonda volata presa al volo dall'esterno sinistro, non molta profonda, diciamo, F7. Mentre non mi ricordo, Albert Valenzuela è andato K prima. Ah no, sì, la fine dell'inning. K è andato, mi sembra. Ha girato. Nel box numero 2 Alessandro D'Angelo, seconda base, oggi pomeriggio.
si carica di uno strike, secondo strike sempre girato, e batte una profonda volata in zona foul che lo fa restare ancora in vita nel box di battuta con 2 strike e conto invariato, 2 strike, 0 ball e un out. Un lancio in ball che rimane molto basso, possibile l'eliminazione al volo, conto invariato, un ball, 2 strike. Battuta verso l'interbase che raccoglie ed assiste, out. Saltato poi a terra. Sì. Andiamo. Eliminazione 6-3 nel box. Daniele Tonolo. Primo ball su Tonolo, Daniele, esterno sinistro, autore di una valida. Un ball e uno strike adesso. Un ball, 2 strike. Un ball, 2 strike, secondo me il cartellone non segna correttamente, non ci aiuta molte volte il cartellone perché palla in foul, conto invariato, un ball sempre 2 strike. Bella curva difesa abbastanza bene in foul dal determinato Daniele Tonolo. Andiamo. E K su Tonolo, e termina il sesto attacco sempre sul punteggio di 3 punti per la Metalco Dragons di Castelfranco e 0 per la Mediolanum New Rimini. Noi mandiamo la pubblicità. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, AON, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan,
Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro. Ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità. Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie. RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori. Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni. Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini. Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra all'amore per la vita. Vernocchi, concessionaria Jaguar Land Rover. Super Dry, con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza. La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina. Smart, ufficio stampa e comunicazione. Dominate, abbigliamento per baseball e softball. Il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale. Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18. Teammate, articoli per baseball e softball. Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici. Allora, parte alta del settimo inning nel box. Marco Baccelli parte subito con una fast sul filo esterno, un strike. Questa volta è un ball, lancio completamente differente, tutt'altra velocità, lancio interno. 1-1 il conteggio su Marco Baccelli. Adesso necessita muovere il gioco, arrivare in base. Profonda battuta e questa volta doppio perché la palla rimbalza e va direttamente fuori. Lo so. Bene, Marco Baccelli fortunatamente si sblocca con un doppio nel box. Sì, ha rimbalzato e poi è andato fuori, aveva scavalcato l'esterno sinistro. Bonemei adesso nel box. Sì, dai Bone, dai grintali. Andiamo. Facciamo come sentite tifo. Bisogna palla esterna sul filo esterno, l'arbitro chiama uno strike. Parte subito con la solita fast. Chiaramente l'ottimo partente Rafael Martinez, buona velocità e anche 3 tipi di lancio sicuramente nelle sue corde. Gira una palla curva, va sotto di 2 strike. Ok, buon occhio, un ball 2 strike, non abbocca sul lancio esterno basso. Gira una palla curva e non impatta, va in K, eliminazione al piatto, prima eliminazione. Berta nel box di battuta, il numero 5 del line up. E poi soprattutto devi andare vicino al box. Ah sì, però devi anche fermare. Non è facile, Batte una alta volata, preda dell'esterno centro, F8.
Nel box Alberto Canini, ricordate nel turno precedente colpito da una fast. Gira un primo lancio relativamente alto in un fuoricampo in foul. Primo strike, 2 out. Bravo, bravo. Io qui provo a vedere, tu? Ci dicono che non si vede. Un ball, 2 strike su Canini. Ci dicono che non si vede. Canini prova a difendere il piatto, Buono. lascia, va sul conto 2-2, 2 out. Allora difende, vi comunico in linea che la partita si vede su YouTube nel canale, digitate New Rimini Baseball, la partita si vede. Dunque abbandonate Facebook e vi suggeriamo di andare su YouTube, ribadisco, e digitate New Rimini Baseball e si vede la partita. Buono, buono. Conto pieno nel frattempo su Canini, 2 out, corridore ancora in seconda base. Base su ball per Alberto Canini. Seconda base ball a memoria concessa dal bravo lanciatore della squadra del Castelfranco Veneto. Nel box il numero 7 del line-up Andrea Gabrielli. Serve un buon turno, concentrazione, nessun regalo. Settimo inning, parte alta del settimo inning, ricordiamo sui 70 lanci probabilmente, per 80 lanci per il partente del Metalco. Primo parte sempre con la solita fast sul filo esterno, lasciata passare da Andrea Gabrielli. No, una curva che
inganna il battitore della New Rimini, va in svantaggio, 2 strike, massimo vantaggio per il pitcher, 0 ball, adesso bisogna difendere. Ball, un ball, 2 strike, attenzione alle curve, mi verrebbe da dire, da suggerire. Altra palla alta, tenta di ingolosire con la palla alta, no? Che 2 ball, 2 strike, 2 out, corridore in prima e in seconda base. Ah, sì, sì. Buono, buono. Contropieno. Adesso Cacce, va a campo, cacce! Alla con lui! e gira, strike out. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Parte bassa del settimo inning, nel box di battuta il numero 9 del line-up, Samuel Della Fiore. Primo lancio strike. Batte una palla nel diamante, presa dal terza base, out al volo, F5. Quarta apparizione al piatto per Michele Brunati, lead off dei Dragons. Nonché il ricevitore di prima e seconda gara. Batte in foul il primo lancio.
Si carica di uno strike. Strike, secondo lancio, no, ball, non ha chiamato strike. Ci ribadisco, batte verso l'interbase, seconda eliminazione, 6-3, raccoglie l'interbase, assiste il prima base. Nel box Gianluca Moccia, numero 32, interbase della squadra locale, ribadiamo Metalco Dragons di Castelfranco Veneto. Primo lancio, assolutamente rimasto immobile il battitore, un ball. Secondo lancio, strike, un ball e uno strike, scusatemi, me lo sono perso. Terzo lancio, strike, un ball, due strike. Il tabellone si ha perso il conto. Buono, buono, andiamo. Curva battuta in foul. Però vabbè, quella è l'unica cosa che dobbiamo dire. Cambio di palla. Bella curva, strikeout, bella conclusione dell'inning, chiude un importante settimo inning lasciando il punteggio invariato, però sempre a vantaggio del Metalco Dragons, 3-0. Ottavo attacco. Parte alta dell'ottavo inning, nel box di battuta Thomas Cifalino. Gira secondo strike, questa volta nella parte bassa esterna dell'area, ancora una ottima velocità per il partente Raffaele Martinez. Girato un ball eclatante. Bravi! Bravi! E qua. Nel box Yuri Cortesi. Primo out, nono del line-up. Guarda qua il cubano, lo conosco il cubano. Lo conosco il cubano.
Tentativo di bunt in foul. Sarà girata. Secondo strike. Chiamata la girata dall'arbitro di prima. No, girata. Vado troppo avanti. Questo è una palla bassa esterna, questa volta non può essere chiamata. Un ball, 2 strike. Secondo ball. Palla rimbalzante sul out sul tempo. Quattro, 3. Palla mancata, gli rimbalza sul guanto ma non si allontana più di tanto e pertanto riesce a raccoglierla e sul tempo riesce a assistere il prima base per la seconda eliminazione. 2 out. Amedeo Focchi per la quarta apparizione nel box di battuta. Gira subito la prima palla, la solita fast sul filo esterno. Uno swing che non impatta, non incoccia la palla. Seconda lancio chiamato strike dall'arbitro. Foul che prende sulla, credo che sulla guancia il catcher. Sulla guancia, scusatemi, sulla mano. Dunque conto invariato con 2 strike. Amedeo Focchi ha difeso il piatto di casa base. Batte e questa volta seconda valida 500 nella partita per Amedeo. Nel box Lino Zappone. Lino Zappone. Auspichiamo secondo del line-up Lino Zappone parte con una fast bassa in foul. Ciao. Seconda palla esterna. Sentiamo il pubblico, soprattutto un pubblico molto aggressivo. 2 ball. Terzo ball.
Primo strike lasciato passare da Rino Zappone, palla probabilmente interna, da cui facciamo fatica a battezzarla correttamente. 3 ball e 1 strike, 2 out, corridore in prima, parte alta dell'ottavo inning, base su ball. Nel box Marco Baccelli. Un po' più lungo di quella di prima. Visita del manager del Metalco Dragons. Noi ci prendiamo un attimo di pubblicità per non farvi sentire. Riprendiamo la linea nel box di battuta Marco Baccelli, il terzo del line-up, 2 out, corridori in prima e in seconda base. Vediamo. Ball, parte bassa esterna dell'area. Dai Vicky! Anche questo lanciatore sicuramente sopra i 100 lanci, dunque sicuramente il braccio abbastanza, diciamo, provato, non senza il massimo rispetto per il lanciatore, ma con questo numero di lanci la precisione va un po' a una volata. Palla valida. Un singolo, vero? È una valida questa. E nel box Davide Bonemei, segniamo il punto per adesso della bandiera. Su un bello stoppone mi suggeriscono. Nel box Davide Bonemei. Out. Assistenza 5-3. Un punto. Dunque si conclude l'ottavo attacco per la Mediolanum sul punteggio di 3 per i padroni di casa della Metalco Dragons e un punto per la Mediolanum New Rimini. Sostituzione sul monte, subentra, aiutatemi, Francesco Ridolfi con il numero 36, 35. E pertanto avvicinamento sul monte
Un ottimo Erel Carrillo, sicuramente questa volta non aiutato in qualche occasione dalla difesa, però sempre la sua ottima prestazione, oltre 100 lanci anche per Carrillo, 7 inning chiusi. E Francesco Ridolfi che si sta scaldando. Allora, oltre alla sostituzione sul monte, comunichiamo la sostituzione in seconda base. Esce Lino Zappone, subentra Enrico Verazzini con il numero 27. Primo lancio, ball per il rilievo Francesco Ridolfi sul numero 9, scusatemi, 5 del Sanson, terzo del line-up, 2 ball. Terzo ball. Primo strike dopo 3 ball, 3-1 il conteggio su Andrea Sanson. Conto pieno. Battuta profonda, out al volo dell'esterno centro, eliminazione pertanto F8. Nel box di battuta il DH, il pericoloso DH Giuseppe Sciacca.
Vediamo che adesso forse per gli esterni qualche difficoltà in quanto il sole si abbassa e ce le hanno in fronte. Stessa cosa per il pitcher, primo lancio strike, entra sul filo esterno. Secondo lancio basso esterno ball, 1-1 il conto. Palla golosa girata, uno swing a vuoto. Sì, molto. Sì. Un ball, 2 strike, diventa anche difficile commentare la partita in quanto della musica insistente. Strike out, bel primo K sul pericoloso DH da parte del rilievo Francesco Ridolfi. Secondo out nel box di battuta Albert Valenzuela. Fatto fuori bene, fatto fuori bene, è rimasto anche male. Primo lancio alto, palla che rimane troppo alta e con un ball bello strike sul filo esterno, una palla morbida, mossa. 1-1 il conto, 2 out, parte bassa dell'ottavo inning, 3-1 il punteggio, sempre a favore dei padroni di casa. Bella palla curva che per poco non entra nell'area dello strike. 2 ball e 1 strike, il conto su Albert Valenzuela. Si sta scaldando l'altro, Ancora palla esterna non premiata dall'arbitro. L'arbitro capo Ezechiel Baldaik. 3-1 il conto, 3 ball e 1 strike. Conto pieno, palla spizzata in foul. Tre ball, 2 strike, 2 out. Questa è la situazione complessiva sull'ottavo inning. Palla battuta alta in foul. Fortunatamente cade dietro senza colpire nessuno spettatore. Conto invariato. Base sul ball, palla rimane troppo bassa, 2 out, prima base occupata
e nel box George Bencomo, l'esterno centro. Hay una barra llena de uva. Y yo veo ahí. Ya cuando era uva. Hasta luego. Parte subito con un bello strike sul filo esterno. Io fra. Ricordiamo, parte bassa dell'ottavo inning, uno strike, due out sul il numero 6 del line-up, con il numero 33, George Bencomo. Adesso il punteggio è un ball e uno strike, è una palla che non entra nella parte esterna dell'area dello strike. Ricordiamo la sostituzione del pitcher all'inizio di questo inning e contestualmente la sostituzione del seconda base al posto di Lino Zappone, è subentrato Enrico Garazzini. Si stacca dalla pedana per non far staccare il corridore dal cuscino di prima, Francesco Ridolfi. Inizia il caricamento. Palla mancata dal catcher e avanzamenti in seconda. 2 ball e uno strike. Tiz. Non si può, magari. Palla che è oltre il filo esterno, palla non bloccata dal catcher e pertanto permette l'avanzamento nel cuscino di seconda del corridore della squadra locale. Bello strike, 2 ball, 2 strike. Ricordiamo 2 out, parte bassa dell'ottavo inning. Strikeout, bellissima, bellissima conclusione del rilievo. Bel K e lasciamo
Parte alta del nono inning con 117 lanci, si termina il riscaldamento, il partente Rafael Martinez, nel box di battuta il mancino Riccardo Bertagnon, quarta apparizione al piatto. Vediamo avvicinarsi all'arbitro capo il manager Mike Romano, che segnala alcune cose, non riusciamo a capire cosa. Con una educata dialettica, immaginiamo, pacata e dialettica, subentra anche l'arbitro di terza base nella discussione, che poi si allontana senza concedere replica a Mike Romano. Ricordiamo, l'arbitro di terza era l'arbitro capo di gara 1. Si può, ma non so che è successo. Continua a segnalare alcune cose, non però assolutamente uno fuori. Ecco, primo lancio strike, riparte, verrebbe da dire, a tutta birra il partente, lancio sulle caviglie, girato, un ball e uno strike sulle secondo strike guardato da Riccardo Bertagnon. E strike out di Riccardo Bertagnon, gira una palla senza uno swing, senza impattare la palla nel box. Alberto Canini, il sesto del line-up, esterno sinistro, arrivato in base con un colpito e una base ball. L'arbitro chiama strike una palla esterna, questa volta è un ball. 1-1 il conteggio. Facciamo fatica a commentare con queste interferenze del pubblico. 2 ball e uno strike, un out, parte alta del nono inning. Batte una valida terza arriva in base. Nel box Andrea Gabrielli. Dai Michi!
Palla ball bassa, Re Gabrielli il settimo del line up. Il doppio gioco, e con il doppio gioco termina una partita sul punteggio di 3-1. Cosa dire? Percorso molto complicato per la Mediolanum New Rimini, che su 5 partite si trova sotto di 2 partite, pertanto la prossima sicuramente non dovrà perdere per non terminare anzitempo la corsa per rimanere in Serie A. 2 partite decise da partite abbastanza, diciamo, tirate, decise da episodi sempre con errori della difesa della Mediolanum, e pertanto bisognerà sicuramente migliorare in battuta, nelle box di battuta. Abbiamo anche notato dei lanciatori che hanno tenuto su 9 inning, che hanno 9 inning. Bisognerà migliorare nel box di battuta, cercare di far scendere prima i lanciatori della squadra avversaria e essere più precisi e fare meno errori, altrimenti verrà compromessa definitivamente la corsa per rimanere in Serie A. Io vi saluto con questo commento e ci vediamo sabato prossimo alle 3 del pomeriggio. Buonasera a tutti.